Buonasera a tutti. Intanto Loris Mazzorato, per chi non mi conosce, sindaco di Resana. Mica ho fatto un discorso a fine anno, 31-12. Ho solo scritto queste parole qua, però che tengo l'esale. La Troica, organismo di controllo informale costituito da rappresentanti della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale, ci sta attendendo, e l'Eurogend 4, per chi non lo sapesse, la Gendarmeria Europea, è già alle nostre porte con base a Vicenza. Abbiamo già assistito all'utilizzo di questa gendarmeria in un paese europeo non lontano dal nostro, dove poi si è verificato il dimezzamento delle pensioni e degli stipendi. Di fronte alle armi anche i più coraggiosi hanno desistito dalla protesta. Auguri a chi si può salvare. Se siamo fortunati saremo i nuovi schiavi d'Europa. E oggi, dopo che il 6 maggio 2013 avevo scritto una lettera al presidente Napolitano, visto che non hanno neanche la posta certificata, e lo confermo, ho scritto: sono rimasto sconvolto quando ho appreso della sua disponibilità ad essere rinominato capo dello Stato. E oggi, 2 minuti prima di mezzogiorno, ho mandato un'altra lettera, ancora quando era capo dello Stato. Finalmente il mio auspicio si è realizzato, dove lo invitavo a e dico questo per dare ragione a quello che diceva Bellati. Si parla nuovamente di neocentralismo, altro che democrazia, siamo in piena dittatura. E allora io mi ricollego al sindaco di Carceri, quando l'anno scorso io ho avuto il coraggio di non applicare la TARES e mi hanno commissariato, mi hanno mandato a casa. Io avevo 2 scelte: tenermi il posto, io ho fatto il sindaco a tempo pieno, ho lasciato il mio lavoro, quindi sapevo che ho un mutuo, di trovarmi a casa. Sapete cosa vuol dire oggi trovarsi a casa con un mutuo, figli a carico? Tenere lo stipendio o perdere il posto. Io ho preferito perdere il posto. E allora dico questo: se ognuno di noi siamo disposti a rinunciare a qualche cosa, saremo liberi, indipendenti e la democrazia sarà diretta. Ma fin tanto che ognuno di noi ha dei piccoli privilegi così, perché c'è l'amico, perché c'è il posto, perché fammi un piacere, metti dentro mio figlio, siamo peso di tutti quanti che altri. La libertà ha un prezzo. Allora, adesso si deve fare robe grandissime, questo movimento si deve fare una roba enorme, si deve andare da solo contro tutti che dicono no, non è possibile, che l'ha fatta. Allora non è che non è possibile fare robe, non si può fare quello che non altri non abbiamo il coraggio a mattina di guardarsi davanti al specchio e dire chi che non cambia non è il governo, non è il governo ladro, se quello davanti al specchio a mattina quando che si alziamo, quello sia la persona che dobbiamo avere il coraggio di cambiare. E se non altri che abbiamo la forza di dire a persona che a mattina sei davanti al specchio oggi devo fare qualche cosina di diverso da quello che ho fatto ieri, se no sta crisi, sto sistema di schiavitù non cambierà, e vi assicuro che i prossimi anni saranno drammatici, perché se è vero i comuni si in trasferimento negativo, ma non è così per tutti. Il mio comune, che paga oltre 30 milioni di IRPEF all'anno, deve dare indietro soldi dei cittadini, 600.000 euro allo Stato, non sto più ricevendo contributi. Questo è dove che andremo. E i nostri anziani, come che succede in Grecia, chi che va all'ospedale a siringa te a compri, e il posto letto te lo porti da casa, perché è questo che siamo destinati a diventare come paese. Allora o avevamo i contro sotto per reagire, se no non stiamo a lamentarsi delle robe che va mai, perché la colpa è di ognuno di noi.